Presentiamo il percorso diagnostico-terapeutico sull'incontinenza urinaria femminile e le modalità di accesso agli ambulatori dedicati dell'ospedale di Cittadella. L'ambulatorio integrato del pavimento pelvico è nato per l'esigenza di raccogliere in un unico contenitore i problemi legati al pavimento pelvico, della vescica, dell'utero e del retto. Comprende varie competenze specialistiche, come quella del ginecologo, del proctologo, del radiologo, dell'urologo, del fisiatra, del fisioterapista e dell'ostetrica. Si accede a questo ambulatorio tramite ricetta regionale recante la dicitura visita uroginecologica. Dall'approccio multidisciplinare scaturisce una valutazione che porta all'approccio terapeutico personalizzato, in quanto queste patologie si presentano in maniera differente da donna a donna. Il centro di Cittadella ha avuto un riconoscimento molto importante a livello nazionale dall'Associazione Italiana di Urologia Ginecologica come centro di riferimento per il trattamento delle patologie del pavimento pelvico. La terapia offerta dal punto di vista ginecologico può prevedere degli approcci farmacologici tramite farmaci o iniezioni intravescicali di tossina botulinica o approcci chirurgici che possono essere mini-invasivi laparoscopici oppure per via vaginale, con l'utilizzo dei tessuti autologhi oppure l'impianto di materiale protesico. I disturbi del pavimento pelvico raccolgono una serie di patologie legate al prolasso degli organi, all'incontinenza urinaria e ai disturbi della defecazione. Nel percorso del paziente con problematiche di pavimento pelvico, la parte diagnostica è di fondamentale importanza e negli anni si è evoluta. Attualmente la metodica che viene maggiormente utilizzata è la risonanza magnetica eseguita con macchinario di ultima generazione. Questo esame consente in maniera innocua per il paziente di valutare sia la componente anatomica sia la componente funzionale, richiedendo una semplice preparazione il giorno prima e il giorno stesso dell'esame. Un esame che è molto ben tollerato dal paziente stesso. A questo tipo di indagine si associano l'ecografia per via addominale e l'ecografia anche endocavitaria e l'insieme di queste informazioni consente di dare al chirurgo o al terapista le migliori indicazioni per il trattamento. Oltre a questo tipo di indagini c'è poi l'uroflussometria, che è un esame specifico per valutare la funzionalità urinaria e quindi la competenza delle vie urinarie. Altro esame indispensabile per la valutazione complessiva del gruppo multidisciplinare. I disturbi del compartimento posteriore del perineo, di competenza del chirurgo proctologo, sono estremamente frequenti e rappresentati principalmente dai quadri di stipsi e di incontinenza. Esiste un particolare tipo di stipsi molto diffusa, la sindrome della defecazione ostruita, legata a una disfunzione del perineo che può essere di natura funzionale oppure può essere legata ai quadri di prolasso del retto o di rettocele, ovvero la protrusione del retto verso la vagina. Si tratta di quadri molto comuni, soprattutto con l'avanzare dell'età, che non rappresentano una minaccia per la sopravvivenza, ma possono notevolmente peggiorare la qualità della vita. Essendo molto spesso associati ad altri disturbi degli altri compartimenti del pavimento pelvico, è indispensabile una valutazione multidisciplinare, che è quella che noi facciamo nell'ambulatorio integrato del pavimento pelvico. Tutto questo è fondamentale per stabilire una corretta strategia diagnostico-terapeutica. La terapia può essere di natura riabilitativa oppure chirurgica o meglio ancora combinata. Grazie a queste strategie è possibile risolvere i problemi di questi pazienti o comunque avere un miglioramento significativo della qualità di vita. L'ambulatorio del puerperio, con valutazione del pavimento pelvico da parte dell'ostetrica, è attivo presso la nostra unità operativa da circa 10 anni. È nato per l'esigenza, dopo il parto, di valutare i muscoli perineali. Questo perché il pavimento pelvico è la parte fondamentale che dà sostegno agli organi pelvici. Durante la nostra visita, che viene effettuata a 4-6 settimane dopo il parto,
si valuta il tono muscolare. Qualora noi trovassimo un tono muscolare minimo, viene dato un successivo appuntamento, oppure se proprio è assente viene fatto valutare dal ginecologo e poi inviato al fisiatra. Durante questo ambulatorio si insegnano alle donne degli esercizi molto utili per attivare questi muscoli che il più delle volte non sappiamo nemmeno poterli attivare. Questo perché sono muscoli volontari che non vengono abitualmente utilizzati e che però sono molto importanti per la funzionalità degli organi pelvici. L'appuntamento per l'accesso a questo ambulatorio viene dato al momento della dimissione per le donne che partoriscono presso la nostra unità operativa. Parleremo del trattamento riabilitativo dell'incontinenza. L'obiettivo della riabilitazione nell'incontinenza è quello di far prendere coscienza della muscolatura pelvica e della muscolatura che collabora e contrasta la sua funzione, muscoli addominali, glutei adduttori, migliorare la contrattilità e la tonicità della muscolatura, ma anche la capacità di rilassamento. Infatti un buon muscolo sa contrarsi e rilassarsi nei tempi opportuni. Il tutto poi verrà integrato nelle attività della vita quotidiana. Negli anni 50 Kegel, ginecologo, ha aperto le porte alla riabilitazione del pavimento pelvico attraverso la contrazione dello stesso. Nel tempo si è scoperta l'importanza di lavorare non solo sul rinforzo isolato del pavimento pelvico, ma orientarsi verso una contrazione funzionale che coinvolge altri gruppi muscolari che collaborano con quelli pelvici. Il tutto si ottiene attraverso un'adeguata informazione sull'anatomia e funzionalità della muscolatura interessata, la kinesiterapia, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti come biofeedback, elettrostimolazione e coni. La costanza poi nel proseguire autonomamente le modalità apprese, integrandole nel quotidiano, e l'assunzione di adeguate norme igieniche e comportamentali in merito a postura, alimentazione e sport. Per avere accesso alla riabilitazione del pavimento pelvico, il percorso da seguire sarà quello di contattare il proprio medico di base o medico specialista, farsi fare una prescrizione di visita fisiatrica e poi avere accesso al percorso riabilitativo con fisioterapista.